Buongiorno Renzo, Buongiorno signor Maggi. sempre a Rovigo. Da quando è che vieni anche nel Delta a fare un giro? Signor Maggi, lei la stupirò non con effetti speciali, Eh. ma arrivando a Portovino la prossima settimana. Va bene. E La prossima settimana, dopo questo bellissimo appuntamento, ci organizzeremo e verremo io e lei andremo in un bar e ne facciamo un approfondimento. Nel Delta c'è fermento, eh? Oh, ma c'è una grande cosa di cui volevo parlarle. Non questa volta, ma il la prossimo prossima. giro, Ma lo rimaniamo. ma lo facciamo là. E sarà una notizia molto, molto, molto importante, potenzialmente importantissimo per il Basso Polesine, per tutto il Basso Polesine. Lei che è Basso Polesine centrico. No, ma poi, non è che dopo me lo dica fuori onda, cioè proprio non me lo dice, me lo dirai la settimana prossima. Ti piacerà. Vabbè, Non glielo dico. questo mi fa piacere, essendo Delta Sappiate centrico. che è una bella notizia per tutto il nostro Basso Polesine, tutto. Detto questo, facciamo un'analisi. Per te chi è il personaggio in questo momento politico più importante, più sulla bocca di tutti in Italia? Più sulla bocca di tutti, nuovo. Quando pensi nuovo. Il compagno Vannacci. Il compagno, in offende se gli dici compagno. Compagno di scuola. Sì, Vannacci effettivamente in un momento che la politica ha qualche defiance, lui con la sua figura. Sappiate che l'idea è sua, non è mia, è sua. Perché è lui lo stuzzicante, l'uomo delle lampadine. Però è vero. Secondo te farà un partito suo? Oddio, questa è una bella domanda perché forse che lui, detto fra noi, sia lei che io, non abbiamo purtroppo né 20, né 30, né 40, né 50, né 60, adesso si fermiamo lì. E quindi noi conosciamo bene da dove parte in Italia, nell'Italia del Nord in particolare, la base della Lega. Lui è europarlamentare della Lega, che è scritto Lega Nord, con la tradizione culturale e politica della Lega. Vannacci ha la stessa tradizione che ho io con tradizione con i cinesi di Taiwan, quindi secondo me è un fattore transeunte, è stato molto abile come sempre quando fa queste cose. Lui o Salvini? Salvini è stato molto abile, Salvini ci ha parlato su quasi 600.000 voti a accalappiarlo. Su un futuro la sua domanda non è proprio campata per aria perché c'è un grande punto di domanda. Perché con la storia della Lega Vannacci c'entra come noi due c'entriamo con le Folies Bergère. Ah sì? No, che potremmo andare, siamo molto... A vedere come clienti. Come clienti, come spettatori, ma non come ballerini di fila. No, ma c'è bisogno di un Vannacci secondo te in questo momento? No, secondo me proprio non c'è bisogno, diciamo che è lui che... A parte che è molto preparato, sta dimostrando che... Io ho letto anche il libro, che ero molto prevenuto e i pregiudizi si fanno sempre male, però su certe cose non gli puoi non dar ragione. Sulle ragioni di buon senso, però posso dirle una cosa, Vannacci è sicuramente un uomo di primo ordine, comandante del Col Moschin, il reparto di elite delle elite italiane, comandante della Folgore, stiamo parlando di gente che ha non so quante lauree, che ha fatto studi professionali, gente, però a capo di un partito deve individuare, sicuramente lui è un uomo di destra, ma la Lega non ha nessuna tradizione di destra, mi permetto, sì sull'ordine pubblico, ma anche, ma se lei va nei paesi comunisti, ex oltrecortina, se c'è qualcuno che è un partito di destra, cioè di ordine, sono proprio loro, quindi non saprei quanto dura. Certo che bisogna inchinarsi di fronte alla abilità tattica di Salvini, che ha... Però gli potrebbe rimanere la bomba in mano? Sì.
Sì, perché dipende, oddio, Vannacci è un uomo d'ordine, per cui può darsi che stia sempre. Però la evoluzione, cos'è successo dentro il partito di Azione? Se ne sono andate 2 ex ministri, non hanno trovato futuro e quindi hanno lasciato Calenda con un palmo di naso. Però è lì il problema. La politica, la vita e la politica sono sempre un fattore, sempre in movimento. Però è strano che questi sempre un link sul link. Certo, un link sul link. Per esempio che un politico possa tranquillamente andare da un partito all'altro e ciò nonostante essere ancora votato. Questo qua mi meraviglia. Infatti chi cambia partito in modo radicale non è più votato. Beh, è anche giusto. Certo. È il minimo indispensabile per la credibilità di una persona. Però ciò nonostante abbiamo qualche esempio che viene rifiutato. O perlomeno viene imposto. Non nella stessa dimensione. Però viene imposto. Perché non abbiamo perché abbiamo un sistema elettorale, mi consenta, diceva il Cavaliere, un sistema elettorale che è proporzionale, che non è proporzionale ma è maggioritario, per cui uno non può dare preferenze. In questo caso Vannacci ha preso tante preferenze nella lista della Lega, però la domanda, faccio una domanda a lei, adesso inventiamo l'ordine dei fattori. Ma il prodotto non cambia, è sempre molto interessante la conversazione fra di noi. Quanto sta uno come Vannacci agli ordini di altri? Beh, è un militare. È un problema psicologico, appunto. Però è un militare. Lui è sempre arrivato al vertice, però. Però sopra di lui c'era qualcun altro. Sì, ma non era militare, erano militari, ma erano poi più legati alla politica che non al. Quindi... sì, però l'italiano come DNA forse ha bisogno di qualcuno che lo comandi, per dopo magari criticarlo. Non condivido. Non condivido, no. Dal 45 in poi gli italiani hanno dimostrato di avere questa storia che vuoi qualcuno che comanda. Lei una nascosta voglia d'ordine, ma l'ordine, che ricorda il ventennio. No, non mi piace. Comunque lo scopriremo solo vivendo. E questa è una bella frase. È stata a vedere il Mogol. 88 anni a Mogol. Una grande invidia ho nei suoi compagni. Quasi 90 anni, è ancora abbastanza lucido, un po' si assopiva, però... Dove sei andato a vederlo? Ad Adria, hanno fatto al Teatro Sociale una serata dedicata a lui e lui lo presentava. Con il grande Mogol. Con il grande Mogol. Grande. Sì, grande poeta, poi ha fatto un escurso sulle sue canzoni e ne ha fatte veramente tante, perché noi poi ci sembra che abbia fatto solo con Battisti, ma l'ha fatto con Cocciante, ha fatto il mondo. Ha fatto veramente il mondo. Ha fatto il mondo, Mogol. Ma questa è un'altra storia. Ciao ciao. Alla vostra.